I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it. È quello che ha descritto e che ha rappresentato la rivoluzione nel mondo del fitness. Si chiama walking e io sono con l'amministratore delegato di Lionspit, che è Nazareno Merengiu, che è stato l'ideatore, come anche amministratore di questa azienda, della rivoluzione. Come avete fatto? Che cos'è il walking e come ti è venuta questa idea di strutturare un prodotto che rispondesse appieno a quelle che sono le esigenze di un mercato che voleva il cambiamento, che poi ha realizzato? Beh, è stata un'idea dovuta al dover ottenere dei risultati possibili, quindi di dimagrimento, che avevamo bisogno di ottenere. Col tappeti elettrici non ci riuscivamo, mi è venuta l'idea di provare a togliere il motore da un tappeto e da questo è nato il walking. Fantastic, bitch upon the ocean that a bit Titanic. Come on, the nice, sweet, fine, the thing. Bitch upon the ocean that a bit Titanic. Come on, I like to move it, move it. I like to move it. Quali sono le caratteristiche che un prodotto per il fitness deve avere per essere reputato soddisfacente ed eccellente dal punto di vista del risultato? Maneggevolezza, resistenza, praticità, versatilità, sono quelli che sono necessari, durata nel tempo, ok? E oltretutto avere le basi come noi, in collaborazione con una grande federazione che è la Federazione Italiana Walking, Di cui tu sei presidente. di cui io sono presidente da pochi mesi, ok? Da pochi mesi, dove giustamente studiamo sempre programmi necessari a far ottenere il risultato alle persone. Bitch upon the ocean that a bit Titanic. Woman, you nice broad waist and you nice hip. Big man flip and bust up them lip. Woman, you nice and energetic. Bitch upon the ocean. Abbiamo creato la Stick Walk, quindi le racchette che non sono un simulatore di Nordic Walking, ma è un allenatore di Nordic Walking da uscire a fondo, che va praticamente a far lavorare il 92% dei nostri muscoli, quindi l'abbiamo integrato il tappeto con questo nuovo sistema, e dopodiché abbiamo creato una nuova bike da spinning con delle caratteristiche molto particolari, molto ciclistiche e con buona resistenza, e abbiamo creato l'app Bike, che è un'applicazione che non solo va montata sulle bici, ma si può applicare in qualsiasi parte, dove già lo usiamo a livello riabilitativo, e quindi abbiamo pensato di farlo entrare nel fitness per far allenare tutte le persone completando la parte alta del corpo. Lionspit presenta il Walk Exercise, il nuovo tappeto meccanico professionale, infatti è leggero e molto resistente, che diamo a tutti quanti gli atleti che vogliono allenarsi professionalmente. Questo tappeto è creato con un nuovo stile di leggerezza e resistenza e può contenere tutti i pesi specifici, pesi delle persone, qualsiasi peso. Abbiamo dopodiché creato nuove racchette di la Stick Walk, ok? Di cui noi alleniamo il 92% dei nostri muscoli, e facendo in questa maniera le persone correggono la postura e simulano una camminata nordica o una preparazione per la prescistica, ma in realtà noi lo prepariamo per il fitness, in maniera che le persone abbiano il massimo del risultato nel minor tempo possibile. Questo nuovo attrezzo creato dalla Lionspit, che ormai in realtà è entrato nel mercato del fitness da un po' di anni, e serve per allenare il massimo del risultato a livello muscolare, a livello lipolitico, quindi è un vero killer delle calorie, un bruciagrassi sul cannibale proprio dei grassi, infatti dove in poco tempo, in breve periodo, uno riesce a ottenere grandi risultati.
Cos'è la praticità, la maneggevolezza? Pesando 60 kg si può richiudere in 42 cm per 70, si ripone in qualsiasi posizione. Con questo noi creiamo vari anche tipi di gare, la 6 ore, 12 ore, 24 ore, dove giustamente mettiamo alla prova gli attrezzi e qui ci si può preparare per qualsiasi tipo di maratona o di marcia a livello amatoriale. Ok, ma con questo non vuol dire che un atleta professionista con questo non si possa allenare quando non ha il tempo di andare a correre o a camminare fuori. La Lions Fit ha creato questa nuova bike che abbiamo chiamato Lions Bike, che oltre a essere una bicicletta da spin bike, quindi per l'indoor cycling, è anche ha un buon utilizzo con questa nuova applicazione che abbiamo creato, quindi si chiama Up Bike. Questo speciale attrezzo che viene utilizzato anche per la riabilitazione. Vogliamo far entrare nel mondo del fitness perché cerchiamo di stimolare la circolazione periferica maggiormente utilizzando le braccia. Questa bike ha una buona resistenza, una bike professionale, molto professionale, con doppio attacco sui pedali e giustamente con tutte le prese per allenarsi a livello sia per la mountain bike che a livello ciclistico. Si può utilizzare in piedi da seduto, dove noi applichiamo in tutte le direzioni o col cambio delle manopole, abbiamo tutte le prese infatti possibili e immaginabili dove poter giustamente applicare qualsiasi tipo di esercizio. Con questo sistema noi contiamo di rivoluzionare un po' il sistema dell'allenamento a circuito, quindi insieme al tappeto, insieme alla bike e insieme ad altri attrezzi creare dei programmi a circuito che potrebbero essere molto redditizi, nel senso di ottenere dei buoni risultati, dei risultati molto rapidi in breve tempo e velocemente.